Il comune di Favara utilizzerà i beni culturali ricadenti nel territorio in comodato d'uso gratuito temporaneo. Una conferenza stampa svolta al castello di Chiaramonte di Favara da parte dell'amministrazione comunale con il sindaco Rosario Manganella e della soprintendente Caterina Greco ha illustrato le modalità dell'accordo e le sue finalità. Si tratta di avere iniziato un percorso insieme al comune per la valorizzazione di beni che sono nostri ma che non vengono utilizzati attraverso delle idonee forme di gestione che sono accordi di collaborazione, comodati d'uso e quant'altro. È un percorso che è iniziato e che riguarda tutto il complesso dei beni culturali di Favara, sia appunto i locali che sono adiacenti al castello Chiaramontano dove siamo adesso, sia le località archeologiche più importanti del Favarese, di Contrada Saraceno e di Rocca Stefano, ma potremmo anche poi e dovremmo anzi parlare di Sciavolotta, della mia Sciavolotta, oltre a prevedere un recupero razionale anche degli immobili nostri per usi di valorizzazione pubblica di un contesto così importante come il castello Chiaramontano. Ecco, lei che è il vertice della soprintendenza di Agrigento, ecco, ci sono delle altre situazioni similari a questa di Favara, anche allargando l'obiettivo sull'intera provincia di Agrigento? Magari questa possibilità verrà data anche in altri contesti? Sì, no, ma noi stiamo chiudendo, stiamo facendo accordi di collaborazione con tanti comuni. Ad esempio? Alcuni li abbiamo chiusi, altri sono in corso, ne abbiamo chiuso uno col comune di Sambuca di Sicilia, abbiamo una convenzione attraverso la quale gestiremo insieme sia il sito di Monte Adranone che Palazzo Panitteri, che è la sede del museo. C'è una tradizione di rapporti con il comune di Licata che verrà ripresa e rifunzionalizzata e riaggiornata anche in occasione dell'apertura prossima del nuovo museo archeologico di Licata. Saranno questi locali utilizzati in maniera particolare per cercare che i giovani della nostra città, ma anche di quelle che frequentano Piazza Cavour, possano trovare dei momenti di incontro per riflessioni collettive, per confrontarsi su idee, su opinioni, per arricchire la cultura di ciascuno di noi. Sarà, una sede nella quale i giovani di Favara, oltre che a mangiare la pizza e a bere qualcosa, possano anche riflettere sulla situazione più generale del nostro paese, Italia, e più in generale anche dell'Europa e di altro.